Un epilogo che si sperava non arrivasse anche per Veneto Banca. Questo è il commento del governo in merito al precipizio dell'Istituto di Montebelluna con le azioni quotate a 0,1 euro. Ci sono tutti i presupposti, quantomeno per chiedere alla magistratura di attivarsi. Dopodiché è chiaro che ci sono dei temi legati anche all'efficacia dei controlli di questi anni che non possono essere sottaciuti. Io credo, e il mio partito Scelta Civica lo ha chiesto con chiarezza, che non sia da come dire, fare delle accuse a scatola chiusa a Consob piuttosto che a Banca Italia, ma di fronte a tutto quello che è successo non si possa nemmeno difenderle a scatola chiusa. In qualità di socio risparmiatore, il viceministro veneto, che possiede 20.000 euro in azioni Veneto Banca, oltre a capire di chi siano le colpe, ora preme l'acceleratore per scovare dove siano finiti tutti i soldi, quasi 20 miliardi di euro complessivamente per le due banche venete, un danno per 210.000 azionisti, dei quali 90.000 per Veneto Banca. Soldi garantiti al 90% da fideiussioni mutui che andranno in esecuzione con la cartolarizzazione dei fondi. Un danno enorme, per le venete un buco peggiore di Parmalat, eppure a sorpresa, a detta del viceministro, la vicenda non desterebbe tanto interesse a livello politico, tant'è che lunedì mattina ancora non ci sarà la promessa commissione parlamentare. Prendo atto di come in questo momento al Senato, dove è stata incardinata la commissione che deve deliberare il disegno di legge, si stia procedendo a ritmi di samba, e in questo devo dire mi stupisce il fatto che non c'è nemmeno un particolare pressing neppure dalle forze di opposizione. Chiediamo al viceministro cosa ne pensa del fatto che i risparmiatori dell'associazione Don Torta ora chiederanno al governo lo stato di emergenza e calamità finanziaria, appellandosi all'articolo 47 della Costituzione a tutela del risparmio. Vedremo quello che sarà possibile fare, ma il principio per il quale le azioni quando vanno su i dividendi sono di chi le ha e quando vanno giù le perdite le pagano tutti i contribuenti italiani sia un principio purtroppo non corretto.